Questo è il Parco Querini, siamo a Vicenza. Il parco prende il nome dal palazzo che si trova nelle immediate vicinanze, in Contra San Marco, una residenza nobiliare prima della famiglia Capra, poi acquistata dalla famiglia Querini. A metà del Cinquecento in quest'area si trovava una piantagione di gessi, utilizzata per l'allevamento dei bachi da seta. Fino all'Ottocento questo terreno rimase di uso agricolo. Dal 1811 al 1828 Antonio Capra acquistò i campi. Fece realizzare un viale e un tempio monoptero costruito in stile classico sulla sommità di una collina che conteneva una ghiacciaia. Nel 1953 le proprietarie proposero un progetto edificatorio per costruire nell'area, che però venne respinto dalla Soprintendenza dei Beni Ambientali, e nel 69 fu aperto al pubblico come parco cittadino. Attualmente il parco è visitato da persone di tutte le età e durante l'estate si tengono eventi sportivi e musicali che arricchiscono la città di Vicenza.